Buongiorno a tutte e a tutti. Dante e la Chiesa veronese è l'argomento di questa mia breve conversazione, che spero possa farvi un po' di compagnia insieme alle altre in questi giorni di clausura forzata, ma portatrice di benefici per tutti. Vorrei provare a soffermarmi sulle numerose relazioni e sui contatti sociali che Dante ebbe durante i suoi soggiorni nella nostra città. Chi conobbe Dante a Verona? Quali ambienti frequentò? Dove studiò? Con chi ebbe conversazioni che potessero soddisfare, che potessero essere stimolanti per la sua sete di sapere di natura teologica, filosofica, religiosa, culturale? Siamo infatti abituati a pensare che l'Alighieri abbia soggiornato presso la corte scaligera e che abbia stretto amicizie soprattutto con Can Grande della Scala, con la sua famiglia, con il suo entourage composto da uomini politici, da uomini d'arme, da uomini di cultura. Tutto vero e su questo si è anche studiato molto. Tuttavia è necessario ampliare il raggio delle ricerche, immaginando anche nuovi circuiti di relazione del sommo poeta con altri protagonisti della vita cittadina. In particolare vorrei soffermarmi sul rapporto di Dante con le istituzioni ecclesiastiche. La Chiesa veronese era infatti guidata nei primi 30 anni del Trecento da un colto frate agostiniano, Tebaldo, formatosi nel locale convento di Santa Eufemia. È molto probabile che Dante lo abbia conosciuto, da un lato per gli ottimi rapporti e per la lunga frequentazione che il vescovo ebbe con il Signore di Verona, e questi sono dati documentati. Dall'altro per il fatto che Tebaldo era un uomo colto, aveva una discreta biblioteca, era ferrato in teologia e probabilmente ebbe anche un ruolo nell'organizzazione della pubblica lettura che si ebbe nel gennaio del 1320 della opera di Dante, La Quaestio de Aqua et Terra, opera appunto di argomento teologico che riprende alcune teorie agostiniane che il vescovo non poteva non conoscere. Accanto al vescovo, anche se non direttamente soggetto a lui, vi era il capitolo della cattedrale, un'altra istituzione importante e potente dentro la città, composta dall'insieme dei chierici che officiavano la cattedrale e le chiese soggette allo stesso capitolo. Vi troviamo personaggi di origine locale, ma anche personaggi che provenivano da altre città, come per esempio quel Bartolomeo Ervari, concittadino di Dante, che secondo alcuni studiosi fu colui che propose ai suoi confratelli il nome di Dante per la dissertazione della già ricordata Quaestio de Aqua et Terra. E fu colui anche che negli anni 30 affittò una casa al figlio di Dante Alighieri, Pietro. Ma la Chiesa veronese era animata anche dalla presenza degli ordini mendicanti, che erano veri e propri laboratori di religiosità e anche vivaci centri di vita culturale. Se al primo aspetto, quello della religiosità, è stato dato un certo rilievo, un certo risalto negli studi, al secondo aspetto, cioè alla produzione teologica dei locali studia degli ordini mendicanti, forse non è stata data l'importanza che merita. È opportuno ricordare che tutti i conventi degli ordini mendicanti, a cui ricordo era affidata la predicazione nei momenti salienti dell'anno liturgico, erano provvisti di scuole e di conseguenza anche di biblioteche più o meno abbondanti, che non è sempre facile documentare per la scomparsa appunto di documentazione e inventari. Benché Verona non fosse la sede dei prestigiosi studia che invece caratterizzavano la vicina Padova, le scuole e i predicatori di una certa rinomanza però non mancavano. Mi limito a qualche citazione nel contesto padovano, nel contesto domenicano. Proprio nella prima metà del Trecento, alcuni frati della comunità conventuale veronese di Sant'Anastasia si segnalano per la loro solida preparazione culturale e per l'efficacia
nella predicazione e nella didattica e affidano la memoria di sé proprio alle attività dell'insegnamento. Voglio citarne uno, proprio per l'età di Dante, cioè quel frate Polidamante, originario di Padova, ma lector a Sant'Anastasia nel secondo decennio del XIV secolo. Un ultimo pensiero, prima di concludere questa veloce carrellata, va alle donne. Non vorrei infatti che dimenticassimo le comunità religiose femminili, a cui non era estranea la produzione e la lettura di libri. L'esempio più noto è costituito dalle Clarisse di Santa Maria delle Vergini nel Campomarzio, poco distanti quindi da dove oggi si trova l'università. Comunità che negli stessi anni andava accumulando una biblioteca di tutto rispetto grazie all'ingresso di monache che provenivano da famiglie di prestigio. Costanza da Moratica, Alboina della Scala, Beatrice da Correggio, Chiara Nogarola. Certo, erano monache teoricamente soggette a una clausura abbastanza rigida, soprattutto dopo i provvedimenti emanati a Verona dallo stesso vescovo Tebaldo. Ma non è impossibile che a donne di siffatto lignaggio e di siffatta cultura fosse stata concessa anche una visita o una conversazione con il sommo poeta. Grazie.